Sì, oggi è un giorno importante per la nostra comunità perché la nostra polizia locale ha una sede attrezzata, dinamica, sicura, a disposizione della cittadinanza in centro a Pieve di Soligo. Questa scelta è nata dopo aver verificato che le strutture dove risiedeva la polizia locale non aveva più i requisiti statici come per ospitare altre associazioni, per cui l'anno scorso era già stata operata un'azione di scelta e di verifica quali locali potevano essere messi a disposizione. Abbiamo scelto questa struttura in via Capodivilla per dare anche un segnale a una parte del paese che nel tempo ha perso un po' di attrattività economica, quindi portando la presenza del comune, portando vita, portando sicurezza. È un luogo che non sarà solo a disposizione della polizia locale, ma anche dai prossimi mesi di alcune associazioni che hanno già ospitato all'interno del CFP, e quindi posso già anche confermarle che la Proloco piuttosto che la Filarmonica di Pieve di Soligo al piano superiore troveranno una nuova casa e non saranno le uniche associazioni. Fare centro, fare comunità rispetto ai luoghi, rispetto alla piazza è un tema importante a cui ci teniamo, l'abbiamo perseguito con forza in questi mesi, anche con tutte le varie difficoltà che il turnover amministrativo ha comportato, però siamo arrivati a questa inaugurazione e da domani il trasloco.